Siamo giunti al confronto centrale del Savio. Sono femmine di 4 anni sui 1660 metri. 1 Avril Vinton Cam, 2 Anastasia Trio, 3 Adeline, 4 Anita Spritz, 5 Africa Jet, 6 Armstrong Lewis, seconda linea, 7 Asnaur Deirum. Favori per Adeline in chiusura, corsa molto aperta con lotta in partenza con Anastasia Trio che cerca di scendere 4 al Anita comando. Spritz squalificato. Rientra, sbaglia Anastasia. Numero 2 Anastasia Trio squalificato. E così Avril Vinton Cam si mantiene in vantaggio dopo 300 metri, i primi 200 in 14 secchi. Cerca di serrare sotto Adeline che rimane in seconda posizione e poi va all'attacco di Avril Vinton Cam per passare sulla seconda piegata senza che l'avversaria si opponga. Diamo il completamento dei 600 in 45 secchi con Adeline in vantaggio. È passato intanto favorito Asnaur Deirum che si trova in quarta posizione, preceduto anche da Armstrong Lewis, mentre Africa Jet chiude il gruppetto. Intanto gli 800 in 59,4 con leader sempre Adeline su Avril Vinton Cam. All'esterno muove Armstrong Lewis seguito da Asnaur Deirum, lungo la corda segue Africa Jet. Intanto il chilometro se n'è andato in 1,14,4 con Adeline che cerca di allungare, ma si avvicina Armstrong Lewis quando siamo a 4,50 dall'arrivo. Armstrong Lewis che va su Adeline e sembra in grado di poter mettere davanti la propria allieva Cesare Fernanti, però Adeline prova. Intanto c'è la rottura di Asnaur Deirum e siamo al completamento della piegata con Adeline che rientra all'attaccante e all'interno si lancia Avril Vinton Cam. Finale con Armstrong Lewis che passa e vince nei confronti di Avril Vinton Cam. Al terzo finisce Adeline 1:13,9 con 29,6 a chiudere dopo un 29,3 di penultimo quarto. La vittoria certamente meritata per Armstrong Lewis che sembrava già in grado di passare sulla curva finale. Adeline è riuscita a resistere fino a metà retta, poi ha ceduto e nel finale perde anche il secondo da Avril Vinton Cam che chiude bene all'interno, mentre è finito di galoppo Asnaur Deirum proprio a metà della curva finale quando si apprestava a scattare. Il successo dunque ad Armstrong Lewis, terzo successo a seguire per l'allievo di Matteo Restelli guidato da Cesare Ferranti, la quota di 9,57 al totalizzatore.